L'impiego dei robot rappresenta una delle maggiori innovazioni degli ultimi 2 decenni. Il robot Da Vinci è operativo nella chirurgia generale ed epatobiliare di Borgo Roma dal dicembre 2023 e rappresenta un ulteriore miglioramento tecnologico che consente l'ampliamento delle indicazioni nella chirurgia mini-invasiva e la preservazione della qualità di vita del paziente. Per fare il punto sulla ricerca clinica e sullo sviluppo della chirurgia robotica in numerosi ambiti, docenti universitari delle scuole di specialità si sono dati appuntamento nel Polo Tecnologico di Borgo Roma. A che punto siamo con la ricerca clinica e lo sviluppo della chirurgia robotica in Borgo Roma? Borgo Roma ha una competenza di chirurgia robotica ormai da diversi anni e da diversi anni applicano questa tecnologia alla patologia oncologica pancreatica e alla patologia oncologica epatica. Attualmente la possibilità di avere una piattaforma qui a Borgo Roma ha dato la possibilità ai 2 gruppi chirurgici di espandere le indicazioni, di espandere i numeri, aumentare i pazienti che possono accedere a questa tecnologia e quindi possono avere i vantaggi derivanti da un'applicazione di una tecnologia così avanzata. Inoltre c'è una nuova frontiera possibile, che è quella della chirurgia a testa-collo e dell'otorinolaringoiatria, che rappresenta qui a Borgo Roma uno dei primi centri in Italia che hanno la possibilità di applicare questa nuova tecnologia e queste nuove tecniche. Nella chirurgia del fegato l'approccio col robot e la chirurgia meno-invasiva hanno dato delle evidenze importanti. La chirurgia del fegato è un po' più pionieristica rispetto ad altri ambiti nella chirurgia meno-invasiva. È iniziata pochi anni fa, però già noi la stiamo applicando da circa 10 anni e siamo uno dei centri maggiori in Italia per l'applicazione di questo tipo di chirurgia. Ci sono già delle dimostrazioni che la chirurgia meno-invasiva dà un vantaggio in termini di riduzione delle complicanze e di tolleranza all'intervento chirurgico in questo ambito. La chirurgia robotica chiaramente è l'evoluzione della chirurgia laparoscopica, per cui noi abbiamo collezionato almeno 700 casi negli ultimi 10 anni di chirurgia meno-invasiva con ottimi risultati che sono stati già pubblicati in riviste internazionali. Inoltre, grazie a un'intuizione condivisa dal rettore Nocini con la Fondazione Cari Verona, l'ospedale di Borgo Roma si avvarrà a breve di una nuova TAC mobile per la sala operatoria, un apparecchio altamente sofisticato che consoliderà Borgo Roma riferimento a livello nazionale e competitivo con i principali centri internazionali.